Nel campionato di promozione Girone A, impegnativo scontro al vertice dell'Unitas Sciacca con il forte Albatros Lercara. In palio ci sono punti importanti per inseguire la vetta, attualmente detenuta dalla Folgore di Castelvetrano. Proprio quest'ultima se la vedrà fuori casa con il San Vito Lo Capo in una gara che promette emozioni e scintille. Per quanto riguarda le agrigentine, il Camarat riceve tra le mura amiche il Città di Casteldaccia nel tentativo di scavalcarla in classifica generale, mentre il Caseltermine si reca a Caltanissetta contro la locale Nissa. Infine, la malmessa Gattopardo di Palma di Montechiara sarà ospite della Mazzarese, come anche l'Empedoquina di Mercante in quel di Casteldaccia contro i locali della ASD. In prima categoria girone G, trasferta per l'Atletico Favara ad Enna contro il Sant'Anna, dove cercherà i 3 punti per raggiungere in vetta l'Atletico Gorgonia permettendo. Quest'ultimo infatti gioca in casa con il Gemini in una gara che promette battaglia. Il Ravanusa duellerà ad Agira, mentre tornano a giocare tra le mura amiche la Libertas Racalmuto contro il Master Pro e il Raffadali con il Città di Caltanissetta. Infine in seconda categoria spicca lo scontro tra il Fortigela e l'Eraclea Minoa che si giocherà questo sabato nella cittadina nissena, il cui risultato vale la vetta della classifica. Derby inedito al Dino Liotta tra il locale Atletico Licata e il Muxar, mentre a Montallegro l'Atletico ospita la capolista sommatinese. Infine l'Alessandria della Rocca se la vedrà fuori casa con il Vallelunga.